Ciao ragazzi, benvenuti a Cortina d'Ampezzo, che è uno dei luoghi per eccellenza del turismo veneto. Ma io non sono qui per parlarvi dei luoghi comuni che da sempre accompagnano un po' questo luogo, questa comunità, ovvero il glamour, il fashion e quant'altro, oltre ovviamente alla natura, all'ambiente e alla gastronomia. Questo è un luogo ricchissimo di storia, se si pensa che fino alla Prima Guerra Mondiale qui eravamo ancora in territorio austriaco. E le tracce di questa influenza sono ancora tuttora visibili, soprattutto a livello architettonico. È impressionante una foto del 1861 in cui si vede che qui praticamente non c'era nulla tranne la chiesa, poche case e l'albergo Schwarze Adler, significa aquila nera, che era il simbolo dell'impero austro-ungarico. Adesso di quell'albergo non è rimasto nulla se non un portale seminascosto. E alcuni luoghi di questa lunga storia sono ancora perfettamente intatti e continuano a raccontare questa storia anche attraverso le famiglie. Dove siamo qui, Grado? Siamo al Bar del Posta, locale storico d'Italia, un luogo con tantissima storia, appunto. Di quanti anni di vita parliamo qui? Beh, la Stube qui c'è sempre stata dalla fondazione dell'hotel nel 1804 e dopo, prima era un ufficio postale fino al 1905 in gestione della mia famiglia. E dopo è diventato proprio il bar classico. Quindi tu che generazione sei? Sono arrivato a ricevere la pergamena dai locali storici, un club nel club, perché siamo rimasti solo in 30 famiglie dal fondatore ad oggi, e io rappresento la sesta generazione. Sesta generazione. Ed è una storia che è passata anche attraverso queste mura, queste legno. Pensate che a questo tavolo, esattamente dove, qua, di fianco a me, ha seduto un certo Ernest Hemingway. Un certo Ernest Hemingway, che è venuto da noi ben 4 stagioni. Lui anche appunto soggiornava nella camera qua sopra, che abbiamo dedicato appunto a Hemingway. Abbiamo trovato anche la macchina da scrivere. Sì, perché abbiamo dovuto fare dei grossi lavori antincendio, e nei magazzini abbiamo trovato anche quello che era segreto, nascosto proprio in fondo. E quindi è impressionante vedere come dal libro degli ospiti dell'hotel piano piano vengono fuori nomi importanti e storici. Se da queste mura è passata la storia di Cortina, la storia passata, ce n'è anche una futura, che invece è incorporata non in un libro, sì, ma in questo calice con scritto Amico. Amico non è soltanto l'appellativo di chi viene qui raccolto da persone come Gerardo, è anche il nome del cocktail ufficiale delle Olimpiadi del 2026. Dico bene? Sì, ufficiale. Adesso stiamo attendendo l'ok della fondazione, però noi l'abbiamo fatto in onore appunto della venuta assegnazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Come è fatto? È un cocktail che un po' richiama la nostra terra, quindi abbiamo il prosecco di Conegliano di OCG, poi abbiamo il Select, abbiamo un goccio di vodka e abbiamo poi dopo la nostra spremuta d'arancia
e poi d'inverno lo facciamo col mandarino. Ecco, a parte l'arancia ovviamente che non ha provenienza locale, ma anche il Select è questo liquore di antica fattura veneta, vero? Sì, infatti proprio lo spritz, come cosiddetto, che è nato a Venezia con Select e vino fermo, vino bianco fermo. Ho capito. La ricetta originale. Beh, allora un brindisi ci vuole tutto. Come no, certo, agli amici e noi amici. E soprattutto alle Olimpiadi, a questo spirito olimpico che si respira per le vie di Cortina. Sì. Per le vie di Cortina e anche tra le mura delle case, perché adesso lasciamo Grado, prima tastiamo l'amico e poi andiamo a trovare Giorgio nel suo locale. Cin cin. Cin cin. Questa è la casa dei puppe, la casa dei bambini, a richiamare un po' una irrazionalità, un po' anche il colore, insomma qualcosa che va al di fuori dei classici, dei canonici schemi architettonici. E queste decorazioni risalgono intorno al 1850, ad opera dei fratelli Ghedina, pittori, e sulle facciate di questa casa sono raffigurati i maggiori artisti dell'epoca e poi scene di vita ampezzana, e poi alcune scienze, alcune filosofie, insomma temi tanto cari all'epoca in cui sono stati fatti. Con una curiosità, c'è ancora un riquadro completamente vuoto. Non è segno di incuria o l'azione erosiva del tempo che ha tolto via eventuali affreschi che ci fossero stati prima. No, quello spazio l'hanno lasciato proprio i pittori a disposizione di chi avesse voluto provare l'ardire di essere migliori di loro. Ma non c'è riuscito nessuno. E adesso voglio mostrarvi questa antica casa ampezzana. Se vedete sul muro c'è scritto Corazza Ampezzo. E sapete perché? Perché qui nel corso dei secoli si sono alternate prima la produzione di corazze e poi quella dei famosi orologi ampezzani. Ma c'è un'altra chicca che vi voglio rivelare e che è racchiusa in quella manina scolpita in legno alla fine della ringhiera. Sembra che indichi la strada per trovare un tesoro nascosto da un mercenario che bazzicava da queste parti, e sembra anche che quel tesoro non sia ancora stato trovato. Giorgio, eccolo qua. Vi presento Giorgio, no? Che tra l'altro è anche lo zio di Christian Ghedina, visto che parliamo di sport. E sapete cosa ha fatto lui? Per abbellire il suo locale ha preso degli oggetti molto particolari. Che cosa, Giorgio? Ma è stato un mio pallino che, visto delle Olimpiadi del 56, abbiamo cominciato insomma un po' a trovare questi reperti olimpici in giro sia per Cortina, e poi è stata una mia ricerca proprio. Ho iniziato questa collezione di fiaccole olimpiche. No? Tutte? Non sono tutte, sono quelle che riesco a permettermi economicamente, perché ci sono dei pezzi che sinceramente non mi sento neanche di avvicinarmi all'acquisto, che proprio non posso permetterlo. Ma insomma, quelle che riesco a comprare le compro più che volentieri. Poi la particolarità è che quando arriva qualche medagliato di quell'Olimpiade gliele faccio firmare. Questa è la più vecchia, guardate, eccola qua. Questa è la fiaccola delle Olimpiadi di Berlino del 1936. Perché le fiaccole, Giorgio? Ma l'Olimpiade ha segnato Cortina in maniera positiva, ha fatto conoscere Cortina al mondo intero, anche se qualcuno già la conosceva, però c'è un mondo sportivo, certo. È un omaggio al paese dal punto di vista sportivo. E poi è proprio il trionfo
della passione dello sport. Cioè devi essere dilettante, tra virgolette, per partecipare alle Olimpiadi e questo comporta, poi c'è il rispetto di tutti gli sport, non solo del calcio. E allora, visto che siamo in Veneto, Olimpiadi Lombardo-Venete, allora, brindiamo con un prosecco nostro e che sia di buon auspicio. Certo. Allora cin cin ragazzi. Salute cin cin a Giorgio, complimenti. E adesso aspettiamo che si arricchisca anche quella nuova di Cortina. Assolutamente, lì voglio fare proprio il pedoforo. Ho già fatto il pedoforo per quella di Torino. Ah, davvero? Sì. E lo farei anche per Cortina? E lo voglio fare proprio per Cortina. Allora... E io tornerò qua a bere ancora prosecco. Cin cin. E che Dio ce la mandi buona, come ha detto anche il parroco nostro. Ciao ragazzi. Anche Cortina vuol dire anche questo. Salute. Genuinità.